Siccome siamo bravini anche noi, i nostri uffici, a fare i conti, abbiamo sostanzialmente diviso il numero delle ore complessive per il numero delle ore di una singola persona, 1548 all'anno, e alla fine a noi risultano un tot di numero di tempi pieni equivalenti che sostanzialmente non sono quelli che stanno girando, per cui nella sommatoria complessiva dei nostri conti risulterebbe che 7-10 persone sarebbero fuori dal conteggio, ecco, previsto. Per cui sarà nostra cura poi ragionare prima con Antesis, che è colei che ha vinto l'appalto, ma anche con i sindacati per stemperare questo e per dare serenità in primis ai lavoratori, che ringrazio per quello che stanno facendo per questa azienda, e poi anche i nostri utenti, perché non devono, ecco, subire disservizi, perché il nostro compito è garantire serietà e garantire continuità nel lavoro. Io ho saputo e devo ringraziare che una quota parte del sindacato CISL e UIL ha deciso di astenersi rispetto a questo. Io ritengo che fare un'assemblea dalle 8 alle 10 sia uno sfregio nei confronti dell'utenza. Le assemblee si fanno il pomeriggio, comunque in ogni caso capisco, ecco, la preoccupazione dei lavoratori e noi a loro siamo vicini, per cui faremo di tutto e faremo in modo tale che queste persone possano avere continuità nel rapporto di lavoro. Cosa chiederete alla cooperativa questa sera? Saremo fermi sui nostri numeri, inizieremo un ragionamento che poi si riporterà martedì al tavolo sindacale. Ecco, secondo i vostri conti la differenza potrebbe farla il personale dei call center. Lì è una decisione di impresa, diciamo, che anche si potrebbe prendere di trasferire il call center oppure no. Voi chiederete di no, ma quelli sono i numeri che potrebbero dover essere nuovamente piazzati, è corretto? Diciamo che questa è una decisione di impresa, giustamente lei ha centrato l'obiettivo. Noi chiederemo che il call center resti nei luoghi che poi attuali, che sono luoghi dell'ULSS con tecnologia dell'ULSS, e quindi anche con affitto zero. È chiaro che se questo non succedesse si riapre un ragionamento sulle 20-22 persone che sono nel call center, e comunque siamo disponibili, ecco, anche a ragionare su questo, magari, lo dico sempre, con la conciliazione che la prefettura può aiutarci a portare a compimento. Ecco, lei è stato anche piuttosto duro dicendo se le cose, insomma, se i nostri numeri non passeranno, insomma, si possono anche sciogliere i contratti. Diciamo che i contratti si sciogliono nel momento in cui ci sono inadempienze. Uno prima deve provare e dimostrare sul campo. Diciamo che saremo duri perché, continuo a ribadire, noi vogliamo salvaguardare, ecco, chi lavora. L'azienda è costantemente impegnata nel migliorare i servizi ai cittadini e sicuramente ci sono già in atto dei processi di implementazione di alcuni servizi, come le medicine di gruppo integrate, che a loro volta richiedono l'utilizzo di personale amministrativo, e questo potrebbe essere un primo esempio dove possono trovare risposta eventualmente i lavoratori che dovessero, se l'accordo con il nuovo appaltatore non dovesse andare nella direzione indicata dal direttore generale, ecco, questa potrebbe essere una prima soluzione di impiego di queste persone. Ma poi continuamente noi siamo attenti a migliorare soprattutto la risposta e le modalità di risposta all'utenza per quanto riguarda l'accessibilità, e quindi ci auguriamo che sicuramente una qualche soluzione possa essere trovata. Ecco, nel senso che è una preoccupazione anche dell'azienda sanitaria sistemare queste persone e non lasciare a casa nessuno. Sicuramente è alla nostra attenzione questo problema, dove peraltro non va però negato che noi, quando impieghiamo delle risorse, dobbiamo impiegare le risorse producendo del valore, quindi non dobbiamo semplicemente impiegare le risorse per rispondere a un bisogno occupazionale, dobbiamo tradurre questo bisogno occupazionale in eventualmente nuovi servizi che diamo alla nostra utenza.